Buonasera a tutti. Cominciamo il Consiglio Comunale con l'appello. Grazie. Buonasera a tutti, procedo con l'appello. Sarto Marco, Montesano Vera, Perissinotto Nicola, non poteva dire che era presente. Zia Paolo, Canta Elisa, assente giustificata, Di Vece Daniela, Trevisan Elisa, Presente. Bravin Rachele, Finotto Alberto Fabio, Guglielmini Pierino, Battistuta Diego, Tamassia Evaristo, Marchesan Rocco, Boso Arianna assente giustificata, Boatto Giuseppe, Miollo Carlo, Basolino Antonio. Sono altresì presenti Antelmo Lucas, suore esterno, Berardo Giampietro, Doretto Catiuscia, Munerotto Mattia. Scrutatori. Vengono nominati scrutatori per questa seduta la consigliera Bravin Rachele, il capogruppo Marchesan Rocco e il consigliere Basolino. Grazie. Cominciamo con il punto primo all'ordine del giorno, comunicazioni del sindaco. Passo la parola al sindaco, grazie. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Vi chiedo un po' di pazienza perché sono diversi i dati che dovevo leggere e darvi. Insomma. Ho ritenuto opportuno cogliere l'occasione del primo consiglio utile per informare questa Assemblea sulla manifestazione che ha visto la nostra Caorle tappa di arrivo, la 17ª tappa di arrivo del 106esimo Giro d'Italia. Complessivamente sono stati spesi 190.000 euro tra imponibile e IVA. La parte più consistente è stata il contratto di RCS per 150.000 euro, mentre le rimanenti risorse sono state impegnate per tutti gli eventi collaterali di promozione dell'appuntamento stesso, compresa parte dell'ospitalità del giorno di arrivo. La parte considerevole della spesa del Giro, e per portare il Giro in Veneto e anche nella nostra città, è stata invece sostenuta dalla Regione Veneto. L'evento ha origine nella primavera del 2022. In quel periodo ho chiesto appuntamento ed incontrato il Presidente Zaia, al quale ho proposto 2 eventi con tanto di opuscolo ben confezionato. Le 2 manifestazioni erano Azzurro Caorle e Giro d'Italia. Il primo, come tutti ben sapete, è stato realizzato nell'estate dello scorso anno, finanziato per il 50% dalla Regione ed è stato oggetto anche di un'interpellanza discussa in questo Consiglio Comunale. Del secondo sto dando comunicazione in questo momento. Dopo aver incontrato il Presidente abbiamo inviato la nostra candidatura ad ospitare l'arrivo di una tappa del Giro d'Italia ad RCS. Alla fine di luglio 2022 abbiamo avuto comunicazione, seppur informale, che il Giro sarebbe arrivato a Caorle per la prima volta nella storia della nostra città. Il 17 ottobre siamo stati formalmente invitati a Milano alla presentazione della 106esima edizione del Giro d'Italia con il programma completo e l'ufficializzazione che Caorle sarebbe stata l'arrivo della 17esima tappa Pergine Valsugana Caorle alla presenza di più importanti media e TV italiani ed esteri. Il giorno successivo, il 18 ottobre 2022, TV, stampa nazionale ed internazionale comunicano le tappe del Giro. Alla fine del mese di novembre viene istituito il comitato di tappa. Il 28 novembre 2022, nel corso della Fiera Internazionale del Gelato di Longarone, vengono presentate presso lo stand della Regione Veneto le tappe venete del Giro, alla presenza di innumerevoli ospiti del mondo del ciclismo e della stampa. Il 7 di dicembre del 2022, durante l'evento Caorle Christmas Time, è cominciato l'avvicinamento della città al Giro con la predisposizione e installazione della casetta rosa in piazza Vescovado per la promozione della tappa di Caorle. Il 26 gennaio 2023, a 100 giorni al Giro, viene illuminato di rosa il santuario della Madonna dell'Angelo, sarà la cartolina della nostra città che ci accompagnerà in tutte le occasioni appunto del Giro. La pubblicazione delle foto dei monumenti colorati di rosa delle città ospitanti, partenze e arrivi del Giro verranno continuamente diffuse nella promozione del Giro da parte di RCS. Foto e video sono stati diffusi alle testate giornalistiche più importanti e dai siti social più conosciuti. Il 29 gennaio 2023, durante la Fiera dell'Alto Adriatico, vengono esposti in uno stand appositamente preparato il trofeo senza fine e la maglia rosa ufficiale. Caorle è una delle poche città in cui è stato esposto il prestigioso trofeo.
Nell'occasione il governatore Zaia ed i sindaci delle città venete di tappa di partenza e arrivo, con testimonial di eccezione, Cristian Ghedina, hanno pubblicizzato l'evento. Durante la giornata viene inoltre organizzata una tavola rotonda che affronterà i temi del turismo sportivo. Presenti l'assessore regionale del turismo Federico Caner, Cristian Ghedina, appunto, il delegato di Veneto Innovazione, la struttura che segue la regione per i più grandi eventi. Le foto ed i video di quel giorno saranno ripetutamente pubblicate e trasmesse in tutte le promozioni fatte da RCS per il Giro. Il trofeo rimane esposto dal 29 di gennaio, giorno di inaugurazione della fiera, fino alla fine della stessa, cioè il 1 di febbraio. Alla fine di marzo del 2023 RCS comunica che Caorle sarà anche tappa di arrivo del Giro E, il giro riservato a corridori che utilizzano bici da corsa a pedalata assistita. Le squadre sono generalmente composte da appassionati della bicicletta, giornalisti ed ex atleti che vogliono vivere l'esperienza del Giro d'Italia da protagonisti. La 17ª tappa da Monastero di Treviso arriva a Caorle lo stesso giorno della tappa dei professionisti. Venerdì 31 marzo, sempre negli eventi di approccio alla tappa, si tiene presso il centro civico con la produzione di Ledigo Diva Teatro lo spettacolo teatrale di Eugenio Sideri con Patrizia Bollini. Il 3 aprile 2023 al Vinitali, presentazione presso lo stand della Regione Veneto delle tappe venete, presente il governatore Zaia, il direttore del Giro Mauro Vegni, l'amministratore delegato del Giro d'Italia Paolo Bellino ed i sindaci dei comuni coinvolti, compresa Caorle. Straordinaria presenza di testate giornalistiche e TV nazionali, presentazione del video emozionale e della brochure prodotti dalla Regione Veneto. Il 12 aprile 2023 la promozione del Giro passa anche attraverso i giochi di primavera con accesso gratuito agli impianti sportivi in collaborazione con le associazioni sportive locali. Il 21 aprile 2023 ad Oderzo viene presentata la tappa che interessa la città opitergina presso il Palafavera. Il comune di Caorle è presente con l'interesse della stampa locale. Il 22 aprile 2023 Leggo Giro, bicicletta letteraria a tappe con reading finale dedicato alla bicicletta a cura dei gruppi lettori ad alta voce e musiche di Dante Gallo. Letture animate pedalando nel quadro con Maura Nadalin. Partenza da Piazza Matteotti, arrivo al Parco del Pescatore con picnic nel parco e dress code qualcosa di rosa, organizzazione della biblioteca comunale. Il 23 aprile 2023, seconda edizione di Bici Prosecco, gara di mountain bike e corsa cicloturistica gravel, partenza presso la ciclostazione di Cacorniani. 28 aprile 2023, presentazione della tappa di Caorle presso il centro civico. Presenti alla serata Silvio Martinello, campione del mondo olimpico su pista, Alessandro Ballan, campione del mondo su strada, Franco Pellizzotti, direttore sportivo del team Bahrain, Alessandra Cappellotto, campionessa del mondo su strada, ora dirigente sportivo del team femminile, e il Carlotto Tiziano Brichese, ex ciclista dilettante. Il 30 aprile 2023, Caorle Bike Fest, percorsi in bicicletta con guida aperti a tutti per conoscere e valorizzare il territorio comunale a cura di AL2 Sport. Da sabato 22 aprile a giovedì 25 maggio fate il vostro giro vetrine in rosa, allestimento delle vetrine in occasione della tappa del giro in collaborazione con l'ASCO. Domenica 14 maggio, concerto rosa, concerto Think Pink del One Voice presso Piazza Vescovado. Mercoledì 17 maggio, ricette rosa, cena a base di pietanze rosa, premiazione del vincitore del concorso Ristoranti di Caorle in collaborazione con il gruppo Ristoratori Caorle e Ascom. Sabato 20 maggio, trofeo Città di Caorle, gara ciclistica categoria giovanissimi presso il Parco del Pescatore in collaborazione con Olimpi Caorle. Sabato 20 maggio, bike e music. Ritrovo presso Piazza Matteotti, esibizione della SD Rondinelle, tour in bicicletta in dress code rosa e DJ, in collaborazione con la Consulta dei Giovani. Sabato 20 maggio, Notte Rosa, feste a tema nei pubblici esercizi di Caorle, concerto itinerante del Funkasing Street Band. Domenica 21 maggio, concerto rosa, concerto dei Think Pink, The One Voice, aperitivo rosa in Viale Lepanto a Porto Santa Margherita. Domenica 21 maggio, Bike Fest, percorsi in bicicletta con guida aperte a tutti per conoscere e valorizzare il territorio comunale a cura di AL2 Sport. Martedì 23 maggio in piazza Vescovado, La mia vita in equilibrio, presentazione del libro di Gianni Bugno, campione del mondo di ciclismo su strada. Martedì 23 maggio, aspettando il giro, festa in piazza Papa Giovanni con vogolata e DJ in collaborazione con la Consulta dei Giovani. Mercoledì 24 maggio, visione della 17ª tappa su schermo gigante a Porto Santa Margherita e arrivo a Caorle del Giro. Venerdì 26 maggio, per cui dopo la chiusura,
Fate il vostro giro vetrine rosa con la premiazione della vetrina più bella dedicata al giro, sempre in collaborazione con Ascom. L'evento di carattere internazionale è stato preceduto da diverse riunioni con gli organizzatori e il comitato di tappa. Da 2 riunioni in prefettura del comitato provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica e da 3 tavoli tecnici, uno presso la Polizia Locale di Venezia, uno in questura ed uno sul percorso della gara, ed ha coinvolto il territorio della città metropolitana di Venezia, provenendo dalla provincia di Treviso, dal comune di Meolo ed interessando oltre a Meolo i comuni di Musile di Piave, San Donà di Piave, Jesolo, Eraclea e Caule. Il territorio del comune di Caule, sede dell'arrivo di tappa, è stato interessato dal passaggio della corsa dei professionisti e degli eventi collaterali provenienti dal territorio di Eraclea Mare, Carovana, corsa non competitiva Mediolanum e Giro E per 15 km. Quasi tutti all'interno del centro abitato, nelle località di Duna Verde, Lido Altanea, Porto Santa Margherita e Caule Capoluogo, con la necessità di un importante servizio di vigilanza sulla viabilità e di ordine pubblico, garantito solo per il territorio di Caule, da 96 operatori di polizia locale, 2 militari della Guardia di Finanza e 125 volontari per un totale di 223 operatori così suddivisi, 27 della Polizia Locale di Caule, 5 di quella di San Stino di Livenza, 57 della Polizia Locale di Venezia, 7 di quella di Pordenone, 36 volontari della Protezione Civile del distretto portoguarese, 45 della Protezione Civile del distretto del Veneziano e 20 volontari appartenenti ad alcune associazioni sportive locali. L'ordine pubblico è stato garantito dalla Polizia di Stato con un dirigente, 2 funzionari, 4 pattuglie con 8 operatori, 2 operatori della Polizia Scientifica, un team di artificieri e una unità cinofila antiesplosivo dai carabinieri poi con 1 operatore e con 2 pattuglie con 4 operatori, dalla Guardia di Finanza con 2 operatori ed una pattuglia con altri 2 operatori. Il piano per i servizi sanitari d'emergenza ha previsto l'impiego di 3 ambulanze medicalizzate, una a Duna Verde, una a Porto Santa Margherita ed una a Caule, un'auto medica ed una moto medica, oltre all'allestimento di un posto medico avanzato presso l'arrivo. Il totale del personale impegnato complessivamente è stato di 275 persone. Come richiesto in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presso i locali dell'ex Centro per la Promozione dei Prodotti Agricoli, è stato allestito un centro operativo interforze, coordinato dalla Polizia Locale di Caule, presenti operatori e funzionari della stessa Polizia Locale e di quella di Venezia, della Questura, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Protezione Civile, di Caule Venezia e del 118, con il compito di gestire e coordinare tutte le attività di vigilanza, disciplina della circolazione, soccorso sanitario e ordine pubblico sul percorso di gara per tutto il territorio della città metropolitana di Venezia, da Meolo a Caule. Sempre all'interno dell'ex centro per la promozione dei prodotti agricoli ha trovato collocazione anche il COC, il centro operativo comunale, che ha coordinato in particolare le attività dei volontari della protezione civile in relazione all'apposito piano per la gestione dell'evento a rilevante impatto locale predisposto dall'Ufficio Comunale di Protezione Civile ed adottato con delibera della Giunta Comunale numero 79 del 6 aprile 2023. In particolare il Corpo di Polizia di Caule, della Polizia Locale di Caule, ha impiegato il proprio personale, oltre che nei giorni precedenti la gara con la collaborazione anche del personale dei servizi tecnici, già dalle 6:30 del mattino del 24 maggio per sterilizzare il percorso di gara e renderlo sicuro anche dopo l'arrivo della corsa al fine di gestire l'enorme flusso di veicoli in uscita dalla città, proseguendo nelle attività viabilistiche fino alle ore 21. Appare opportuno sottolineare che oltre all'attività di vigilanza vera e propria, il comando di polizia locale si è prodigato per ridurre il più possibile i disagi alla popolazione derivanti dallo svolgimento dell'evento, predisponendo un apposito piano viabilistico tradotto in provvedimento per la disciplina della circolazione contenenti i varchi, percorsi preferenziali e viabilità alternativa, portandolo all'attenzione degli utenti mediante un'adeguata informazione sulla stampa e attraverso i social media. A un mese circa dalla tappa di Caule del Giro d'Italia non siamo ancora in possesso di tutti i dati dal punto di vista mediatico. Ci sono comunque state fornite le seguenti informazioni. La media di spettatori RAI delle tappe del Giro 2023 è stata di 1,7 milioni con uno share del 18,2, ai quali bisogna unire quelli di Eurosport e delle altre piattaforme internazionali. Sono state più di 120 le televisioni, 10 nazionali, 23 internazionali e più di 90 TV locali,
che hanno trasmesso il Giro in 5 continenti, 200 paesi per un totale di 700 milioni di telespettatori. Il riscontro sui social, 200 milioni di pagine viste sul sito del Giro d'Italia e altri tanti account raggiunti dai social, che ha appena superato gli 800.000 follower su Twitter e TikTok, 1.100.000 su Instagram e 1.800.000 su Facebook. Altro dato interessante è quello registrato su Rai Play, dove tra dirette e video on demand il Giro d'Italia 2023 ha registrato quasi 6,7 milioni di visualizzazioni. Per quel che riguarda la carta stampata, lo spazio riservato al Giro dei giornali è stato davvero importante, 144 testate nazionali e 40 testate internazionali, oltre a tutti i quotidiani locali, naturalmente quelli più importanti come la Gazzetta dello Sport, il Corriere della Sera, Repubblica, Il Sole, 24 Ore, La Stampa e quant'altro, naturalmente come dicevo in Italia. E poi dall'equipe francese al Mondo Deportivo Spagnolo e molti altri ancora hanno dedicato articoli alle tappe del Giro. E abbiamo avuto un riscontro diretto presso il Media Center allestito al Pala Exmar, dove abbiamo incontrato i giornalisti provenienti da tutto il mondo che hanno confermato, se ce n'era bisogno, la globalità dell'evento. Sul web poi 48 hanno promosso il Giro e le tappe del Giro, 48 siti nazionali, 44 siti internazionali, 5 radio nazionali, 10 internazionali e 23 radio locali, 69 uffici stampa, 11 agenzie di stampa nazionali, 10 internazionali e ancora 38 agenzie fotografiche. Per i risultati, o meglio per i benefici, solo il tempo potrà dire quali saranno i vantaggi per la nostra città. Permettetemi una battuta, un beneficio diretto ed immediato è stato almeno, se non altro, la sfattatura di parecchi chilometri di strada provinciale, naturalmente per il Giro, che da solo potrebbe valere l'investimento effettuato. Mi accingo alla conclusione, scusandomi perché, come dicevo all'inizio, non sono stato proprio breve nell'esposizione, ma i dati da fornire erano tanti e credo fosse doveroso chiarire una volta per tutte. Permettetemi 2 brevissime considerazioni. In data 17 maggio qualcuno scriveva sui social: Caorle, 700.000 euro, pronto ad ospitare il Giro, strade da sistemare, una città senza addobbi abbandonata a se stessa, un'amministrazione senza strategia impreparata, non saranno in grado di finire i lavori non per colpa del meteo ma per incapacità, una città piena di rattoppi per i quali sono stati spesi 550.000 euro. Ci spiegavano inoltre che quando si organizzano queste manifestazioni bisognerebbe predisporre tutto almeno 2 mesi prima. Anche in questo caso si può appurare che l'amministrazione comunale ha toppato un'altra volta. Si è persino scritto testuali parole: solo Porto Santa Margherita e le associazioni con 1000 difficoltà hanno sicuramente cercato di addobbare meglio la località, a differenza di Caorle, come a dire naturalmente che le associazioni di Caorle non sono state all'altezza, perché se lo sono state quelle di Porto Santa Margherita. Io credo invece che dovrebbe arrossire chi omette la verità e lo fa volutamente, evitando di dire che i 550.000 euro sono stati spesi non per il Giro d'Italia, ma per una sistemazione programmata di strade. Evitando di dire che di 550.000, 450.000 euro sono stati spesi per via Traghete, la cui programmazione era già stata inserita nel piano triennale delle opere pubbliche, una strada che per anni si è caratterizzata per i cartelli gialli con la scritta marciapiedi e strada dissestata. Io credo che dovrebbe arrossire chi per anni ha veramente lasciato una città abbandonata a se stessa senza alcun tipo di manutenzione. E credo ancora che dovrebbe arrossire chi pretendeva di amministrare questa città ed in questo Consiglio, sede del confronto istituzionale, non è in grado di proferire parola neppure per provare a motivare una semplice dichiarazione di voto, ma si affida ai social per manifestare la propria frustrazione. Come per Azzurro Caorle, anche in questo caso si è provato goffamente a criticare solo per il gusto di farlo, come l'indifferenza con cui si è accolto la nomina di Caorle città veneta della cultura. Per questi 3 avvenimenti ricordo che la Regione Veneto ha premiato e dato fiducia alla nostra città e ha messo a disposizione risorse importanti come mai era successo prima. Era successo in passato. Per la prima volta nella sua storia Caorle ha ospitato il Giro d'Italia, è stata la festa di tutti, è stata un'esplosione di rosa. Ha ricevuto i complimenti degli organizzatori, degli addetti ai lavori, delle istituzioni sovracomunali e di moltissimi amministratori pubblici di comuni vicini e di altre regioni, di molte persone che hanno chiamato da tutta Italia per congratularsi e di moltissimi caorlotti che si sono rivisti naturalmente nella loro città. Chi viene scelto per amministrare dal giorno dopo in cui questa scelta viene fatta perde il diritto di lamentarsi e deve accettare le critiche, soprattutto se costruttive e finalizzate al bene comune. Credo che questa amministrazione abbia però un merito.
Il merito è quello di aver riportato la normalità in questa città. Normalità nei rapporti con tutto il mondo delle associazioni imprenditoriali e di volontariato, normalità con le varie conferenze dei sindaci, normalità nei rapporti tra cittadini e con i cittadini. Da quando ci siamo insediati la gente si sente libera di accedere alla sede municipale, si sente libera di accedere agli uffici comunali senza che qualcuno gli passi dietro a chiedere informazioni, si sente libera di esprimere le proprie idee ed opinioni senza essere ripresa. Ecco, credo che questo potrebbe essere già più che sufficiente per giustificare questi 18 mesi di attività amministrativa. Ed invece c'è anche molto altro, ma questa valutazione naturalmente la faranno i cittadini. Alla fine allora permettetemi di ringraziare per primo il Presidente Luca Zaia, e a lui che dobbiamo il merito più grande per questo avvenimento, il Prefetto Michele Di Bari, il Questore Mascio Pinto, le forze dell'ordine, dai Carabinieri alla Polizia di Stato alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco, all'ASL del Veneto Orientale, la nostra Polizia Locale e tutte le polizie locali che ci hanno aiutato, sono state veramente mirabili ed è stato tutto impeccabile, tutti i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri e la Protezione Civile, gli operai degli uffici comunali, gli operai e gli uffici comunali tutti, la consulta dei giovani, la biblioteca civica, l'Istituto Comprensivo Palladio, la Scuola Alberghiera, l'Epido Rocco, Federalberghi Caorle, Ascom Confcommercio, Consorzio di Promozione Turistica del Veneto Orientale, Consorzio Arenili di Caorle, Consorzio Arenili di Porto Santa Margherita, la Proloco, Venezia Expomar, l'Associazione Cuochi Carlotti, l'Associazione Vivere Porto Santa Margherita, l'Associazione Proprietari Porto Santa Margherita, l'Associazione Duna Verde, la SD Olimpic Aule, la Scuola di Musica Paul Jeffrey, l'Associazione Plastic Free. Ecco, tra l'altro questo per la prima volta nella storia è stata una tappa plastic free, non era mai successo. L'associazione Bice Prosecco, l'associazione AL2 Sport, l'associazione A Child is Born, One Voice, la SD Rondinelle, l'associazione Fan Casin Street Band, l'associazione Filo d'Ancora e tutti i cittadini, soprattutto tutti i cittadini, gli ospiti, per la pazienza e la collaborazione. Spero di non aver dimenticato qualcuno e se così fosse me ne scuso. Grazie Presidente. Passiamo al punto 2 dell'ordine del giorno. In realtà queste sono comunicazioni, non sarebbe previsto l'intervento, non so. Vabbè. Quindi dobbiamo passare al punto 2 dell'ordine del giorno. Approvazione verbali seduta precedente. Quindi, visti i verbali delle sedute del Consiglio Comunale comprendenti le deliberazioni dal numero 16 al 33 del 27 aprile 2023, dato atto che il deposito dei verbali è avvenuto nei termini, che sono stati ritenuti meritevoli di approvazione ed hanno ricevuto tutti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, si chiede appunto di deliberare l'approvazione dei verbali del Consiglio Comunale dal numero 16 al 33 del 27 aprile del 2023. Possiamo passare ai voti? Voti favorevoli? Unanimità. Passiamo al punto 3 dell'ordine del giorno relativo all'individuazione di organismi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali. Atteso che necessita di procedere all'adempimento stabilito dall'articolo 96 del decreto legislativo 267/2000, ritenuto dopo la ricognizione effettuata sui comitati, commissioni, consigli e altri organismi collegiali, di individuare quali organismi collegiali ritenuti indispensabili la conferenza dei capigruppo e le commissioni consigliari permanenti, cioè la prima commissione consigliare pesca e attività produttive, seconda commissione consigliare lavori pubblici, territorio, ambiente, urbanistica e la terza commissione consigliare turismo, sport, servizi alla persona, pubblica istruzione, cultura, finanze e affari generali. Per cui si delibera di ritenere appunto di ritenere indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali gli organismi che abbiamo appena indicato. Se ci sono interventi? Oppure passiamo direttamente alla votazione. Anche questo è voti favorevoli? Voti favorevoli? Unanimità. Passiamo al punto 4, approvazione regolamento per l'accesso alle aree di sgambamento dei cani, relazione all'assessore Munerotto.
No, l'assessore Berardo. Grazie Presidente, buonasera a tutti. La legge regionale numero 17 del 19 giugno 2014 modifica la legge regionale del 28 dicembre 93 numero 60, tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo. All'articolo 3,3 riporta: i comuni possono, nell'ambito di giardini e parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare mediante appositi cartelli e delimitazione spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune attrezzature. Tali spazi sono forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra ed eventuali divisioni per animali grandi e piccoli. Si è deciso pertanto di individuare all'interno del territorio comunale alcuni spazi attrezzati con accesso libero ai cani, dislocati in modo da coprire in modo ottimale e distribuzione omogenea alle esigenze di buona parte dei diversi quartieri cittadini. L'amministrazione comunale ha individuato le seguenti aree all'interno di parchi o aree verdi pubbliche su cui intervenire: parco a verde pubblico in via del Leone e parco del Pescatore, entrambi in Caorle, capoluogo, e un'area verde in via delle Rondine a Porto Santa Margherita. I lavori sono in corso di completamento e vi è quindi la necessità di dare una regolamentazione all'uso di tale aree. Il regolamento oggetto di approvazione prevede le buone norme da rispettare per l'utilizzo di dette aree. Per sommi capi si elencano le principali disposizioni. I possessori e accompagnatori possono accedere con il proprio cane all'interno dell'area di sgambamento purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo. È vietato l'accesso ai cani non identificati mediante microchips all'anagrafe canina o che non abbiano seguito le vaccinazioni prescritte dalla vigente normativa. I possessori e accompagnatori devono essere comunque muniti di guinzaglio e di idonea museruola e trattenere i loro animali ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità degli altri utenti, persone o cani, eventualmente presenti. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area in parola è riservato esclusivamente ai possessori e accompagnatori dei loro cani. Il cane non può entrare da solo. Ciascun possessore e accompagnatore potrà portare all'interno dell'area di sgambamento cani 2 per volta. Coloro che entrano nell'area di sgambamento dei cani devono richiudere immediatamente i cancelli assicurandosi che siano ben sedati ed evitare sempre che durante il loro accesso i cani presenti possano scappare. L'accesso contemporaneo all'area è consentito ad un massimo di 6 cani. Qualora nell'area di sgambamento vi siano 6 utenti e all'esterno altri in attesa, la permanenza dei cani all'interno non deve superare i 30 minuti. È vietato l'accesso ai cani femmina al periodo del calore. È vietato somministrare alimenti del tipo cibo nella ciotola ai cani all'interno dell'area. Parimenti è altresì vietato ai fruitori dell'area di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo. L'igiene dell'area è affidata prioritariamente all'educazione del proprietario e ai conduttori, a garanzia dell'igiene e a tutela del decoro. È fatto obbligo ai possessori e accompagnatori di canili essere muniti di attrezzature idonee alla raccolta delle deiezioni solide, raccogliere immediatamente le eventuali deiezioni solide nel proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area. Ricoprire eventualmente le buche scavate del proprio cane. In tutta l'area inoltre è proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto e introdurre mezzi motorizzati o biciclette. Tali regole saranno poi anche affisse all'interno dell'area di sgambamento, per cui si richiede a questo Consiglio di approvare il regolamento per quanto riguarda. Grazie, prego. Se ci sono interventi sul punto, prego, capogruppo Miollo. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Sì, semplicemente per congratularsi per questa iniziativa, perché noi pensiamo che dare sensibilità a temi come questi, cioè note di riguardo anche per quelli che sono gli animali di affezione e quindi addirittura pensare ad avere più punti per l'area di sgambamento cani, dia la misura di quella che è una sensibilità di tutta una collettività. Quindi in questo senso noi ci complimentiamo con l'amministrazione per questo tipo di iniziativa, non ho difficoltà neanche a dare la dichiarazione di voto, quindi che sarà chiaramente favorevole, ma colgo anche l'occasione, non ho potuto farlo prima per ragioni tecniche, perché anche prima volevo prendere la parola per dire che ci dissociamo completamente come gruppo Lega da quelli che sono gli atteggiamenti di chi utilizza i social come leoni da tastiera per fare un tipo di opposizione che a noi non piace. L'opposizione noi la facciamo nei banchi dell'opposizione, da questi banchi, con un rapporto schietto e corretto di confronto leale. Quindi anche in quel caso lì noi ci sentiamo di complimentarci. Noi pensiamo che un'attività come quella che siete riusciti a organizzare del Giro d'Italia, con un esborso
di spesa che non ci sembra neanche poi così esorbitante, abbia avuto, il sindaco è passato diciamo su certe cifre anche in maniera veloce, ma 700 milioni di utenza, cioè sono una cosa che fa trasecolare, cioè sono una cosa che è allucinante poter immaginare di essere stati oggetto di attenzione da parte di un mare di gente del genere. Quindi anche per iniziative di questo tipo noi siamo assolutamente favorevoli, volevamo unirci insieme alla maggioranza a congratularci con le forze dell'ordine, con voi e con tutti quelli che si sono adoperati perché questa cosa è riuscita davvero veramente molto bene. Grazie. Se c'è altro, altrimenti passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente, buonasera a tutti. A riguardo del punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie, buonasera a tutti. Anche noi voto favorevole. Capogruppo Miollo, si è già espresso. Voto favorevole. Benissimo. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Unanimità. Passiamo al punto 5. Ah, scusatemi, dobbiamo votare anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Unanimità. Passiamo quindi al punto 5, costituzione di servitù di passaggio a favore della ditta Auto d'Avanzo di D'Avanzo Edoardo, relazione all'assessore Berardo. Grazie Presidente. Con deliberazione numero 210 del 10/11/22 la Giunta Comunale ha approvato il cambio di destinazione d'uso della strada avente accesso dalla viabilità interno del PIP di ottava presa di Caorle, ricadente all'interno di mappali 1882 e 1886 del foglio 28 di proprietà di questo ente da ciclo pedonale a carrabile. Che il lotto identificato catastral al foglio 28 mappale 1842 risulta di proprietà della ditta Auto d'Avanzo di D'Avanzo Edoardo EC SAS. Con nota pervenuta al Comune in data 24/4/2023 al protocollo numero 16055, la società della ditta Auto SAS D'Avanzo Edoardo EC, al fine di poter consentire l'accesso a mappale 1842 sopraindicato, di proprietà della medesima, ha chiesto di costituire una servitù di passaggio della larghezza di metri lineari 8 all'interno di una porzione del mappale 1882 del foglio 28 di proprietà comunale, in quanto il lotto di proprietà identificato al foglio 28 mappale 1842 ad oggi risulta intercluso. Dato atto della società della ditta Auto d'Avanzo di D'Avanzo Edoardo SAS di poter accedere al lotto di sua proprietà individuato catastralmente al foglio 28 mappale 1842, in considerazione del fatto che lo stesso risulta attualmente intercluso. A tal fine gli uffici preposti hanno redatto apposita convenzione per costituzione di servitù di passaggio di una porzione del mappale 1882 ricadente al foglio 28 e parziale tombinamento dell'adiacente canaletto di scolo, per la durata di anni 30, fissando il valore di tali servitù in stimati 4.800 euro, da verificarsi ai lavori eseguiti. Ritenuto che tutte le spese notarili inerenti e conseguenti alla sottoscrizione dell'atto di servitù saranno ad esclusivo carico del richiedente e che la servitù stessa sarà costituita a condizione che non siano avanzate ulteriori pretese dall'amministrazione comunale, di realizzare interventi di asfaltatura della strada o di realizzazione di sottoservizi a seguito del perfezionamento dell'atto di servitù. Pertanto, che a seguito dell'approvazione della presente deliberazione non vi saranno spese a carico del Comune. Dato che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della seconda commissione consigliare in data 27/6/2023, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, si chiede a questo Consiglio di deliberare di approvare l'allegato schema di convenzione, allegato B, ai fini della costituzione della servitù di passaggio in caro località ottava presa, gravante su porzione della particella 1882 del foglio 28 di proprietà comunale e come meglio individuata nella planimetria e documentazione fotografica allegata allegato A favore del lotto di proprietà della ditta Auto d'Avanzo SAS di D'Avanzo Edoardo, identificato catastralmente al foglio 28 particella 1842. 2. Di stabilire che la costituzione della suddetta servitù di passaggio dovrà essere corrisposto al Comune prima della stipula dell'atto avanti al notaio un corrispettivo una tantum dell'importo stimato di 4.800 euro, dedotto dalla convenzione preliminare approvata e allegata alla presente, allegato B, da parte della ditta Auto d'Avanzo di Edoardo EC SAS. 3. Di autorizzare il dirigente del settore tecnico, conferendo agli scopi tutti i relatori di poteri, per conto, nome ed interesse del Comune di Caorle, a sottoscrivere gli atti inerenti e conseguenti al presente atto, con facoltà di sottoscriverle eventuali clausole specificative che l'ufficiale erogante apponesse in sede di stipula.
4. Di mandare copia della presente deliberazione al dirigente del settore tecnico per i successivi provvedimenti di competenza. Grazie. Interventi? Nessuno? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Anche noi esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Parere favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Unanimità. Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Unanimità. Punto 6. Costituzione di vincolo ad uso pubblico di un'area facente parte del complesso denominato Residenza a Mare, ubicato in Carlo, Viale Pompei, numero 23. Relazione all'assessore Berardo. Grazie Presidente. La società Traion SRL ha realizzato un fabbricato con destinazione residenziale e commerciale ubicato a Carlo in Viale Pompei numero 23, censito catastralmente al foglio 43 mappale 623 453. Il condominio, ora denominato Residenza a Mare, risulta proprietario di 3 distinte aree, censite catastralmente al foglio 43 mappale 453 ed individuate dai subalterni 15, 23 e 24. Il condominio ha manifestato la volontà di istituire a titolo gratuito e perpetuo l'uso pubblico a favore del Comune di dette aree, ed in particolare subalterno 15, ingresso, subalterno 23, marciapiede e subalterno 24, porzione di sede stradale comunale. In relazione a detta richiesta, con protocollo 12.234 del 29.3.23, a firma del dirigente del settore tecnico, è stato comunicato il nulla osto alla costituzione a favore di questo ente dell'uso gravante sulle aree in argomento. Verificato l'interesse pubblico nell'avere la disponibilità di dette aree, che saranno mantenute sgombre da ogni installazione, fatte salve le attrezzature stradali già presenti, e che l'approvazione del presente atto non comporta spese per il Comune, tenuto conto che tutte le spese notarili inerenti e conseguenti alla sottoscrizione dell'atto di vincolo ad uso pubblico saranno ad esclusivo carico del condominio Residenza a Mare. Dato che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della seconda commissione consigliare in data 27/6/2023, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, si chiede di deliberare l'allegato schema di convenzione allegato B, ai fini della costituzione di un vincolo ad uso pubblico a titolo gratuito sulle aree di proprietà del condominio denominato Residenza a Mare, ubicato in Viale Pompei numero 23, identificato catastralmente al foglio 43, mappale 453, subalterno 15, ingresso, mappale 23, BCN, marciapiede e mappale 24, BCNC, strada comune, e come meglio individuate nell'allegato al presente, allegato a favore del lotto del Comune di Carlo, di autorizzare il dirigente del settore tecnico, conferendogli lo scopo tutti i relativi poteri per conto, nome ed interesse del Comune di Carlo, a sottoscrivere gli atti inerenti e conseguenti al presente atto, con facoltà di sottoscrivere eventuali clausole specificative che l'ufficiale erogante apponesse in sede di stipula, di mandare copia della presente deliberazione al dirigente del settore tecnico per i successivi provvedimenti di competenza. Grazie. Interventi su questo punto? Nessuno? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, anche noi voto favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Voto favorevole. Voti favorevoli? Unanimità. Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Unanimità. Punto 7. Ratifica deliberazione della Giunta Comunale numero 103 dell'11 maggio 2023 avente ad oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 23-25. Relazione all'assessore Montisano. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Con delibera numero 103 dell'11 maggio 2023, la Giunta Comunale ha approvato in via d'urgenza variazioni al bilancio di previsione 2023-2025, al fine di far fronte a sopravvenute esigenze di spesa in precedenza non prevedibili e non quantificabili. In questa variazione è stato impiegato avanzo disponibile applicato alle spese in conto capitale per euro 115.000, mentre euro 20.000 derivano da trasferimenti compensativi per minor gettito IMU.
L'urgenza della delibera derivava dalla necessità di procedere all'incremento dello stanziamento relativo alla manutenzione straordinaria delle strade per il Giro d'Italia 2023, all'incremento dello stanziamento relativo alla manutenzione straordinaria delle alberature e del verde pubblico per il Giro d'Italia, nonché allo stanziamento per la predisposizione della sala operativa per il Giro d'Italia. Inoltre, con uno spostamento tra capitoli di spesa, si è provveduto ad aumentare di €700 quanto già stanziato per il pagamento del canone demaniale per i matrimoni in spiaggia. Grazie. Interventi su questo punto? Nessuno? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego Capogruppo Zia. Grazie Presidente, votiamo favorevolmente. Prego Capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, noi votiamo voto contrario. Prego Capogruppo Miollo. Noi votiamo voto di astensione. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Astenuti? Contrari? Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Astenuti? Contrari? Approvata. Punto 8. Approvazione e variazione al documento unico di programmazione 2022-2025, sezioni piano triennale dei lavori pubblici e piano biennale degli acquisti di forniture e servizi. Relazione all'assessore Montisano. Grazie Presidente. Con la delibera del Consiglio Comunale numero 96 del 29 dicembre 2022 è stato approvato il documento unico di programmazione 2023-2025, successivamente aggiornato con la delibera consigliare numero 29 del 27 aprile 2023. Si rende oggi necessario aggiornare il DUP 2023-2025 relativamente alla sezione piano triennale delle opere pubbliche e alla sezione piano biennale degli acquisti di forniture e servizi. In merito alla sezione piano triennale delle opere pubbliche, le variazioni apportate sono le seguenti. Lavori di sistemazione di salita dei fiori, euro 200.000. Arredo e sistemazione lungomare Petronia, lungomare Trieste e piazza Miramare, euro 200.000. Sistemazione piazza Libertà San Giorgio di Livenza, euro 200.000. Tombinamento canaletta in via Dalmazia ad Una Verde, euro 200.000. Riqualificazione urbana ed architettonica di Viale Santa Margherita, euro 400.000. Lavori di intervento di Piazza De Gasperi, euro 200.000. Lavori di intervento di ristrutturazione ponte ciclabile del Maranghetto, euro 750.000. Per quanto riguarda invece la sezione piano biennale degli acquisti di forniture e servizi, le variazioni apportate sono le seguenti. Manifestazione Caorle Christmas Time, euro 90.000. Caorle Suonica Festival, euro 85.000. Progetto turistico-culturale, euro 58.500. Servizio di gestione integrata degli impianti termici e delle opere di efficientamento energetico presso le strutture comunali, euro 115.833,34, il cui contenuto verrà trattato al successivo punto 11 dell'ordine del giorno di oggi. Grazie. Interventi su questo punto? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego Capogruppo Zia. Grazie Presidente, votiamo favorevolmente. Prego Capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, noi ci asteniamo. Prego Capogruppo Miollo. Voto di astensione. Passiamo ai voti. Voti favorevoli? Astenuti? Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Astenuti? Approvata. Punto 9. Ricognizione sul permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 193 decreto legislativo numero 267 del 2000. Relazione all'assessore Montisano. Grazie Presidente. L'organo consigliare, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2022 numero 267, deve dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, deve adottare contestualmente le misure necessarie per riportare la situazione in equilibrio. Con la delibera di oggi si dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, sia per quanto concerne la gestione corrente, la gestione in conto capitale e la gestione dei servizi per conto terzi, del bilancio di previsione 2023-2025. Si dà atto inoltre che anche la gestione dei residui è tale da non comportare squilibri di bilancio. Infine si prende atto che non vi sono segnalazioni di debiti fuori bilancio. Grazie.
Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego capogruppo Zia. Grazie Presidente, a riguardo votiamo favorevolmente. Prego capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, anche noi voto di astensione. Prego capogruppo Miollo. Voto di astensione. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Astenuti? Votiamo di immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Astenuti? Approvata. Punto 10. Assestamento generale di bilancio per gli esercizi 2023-25 ai sensi dell'articolo 175 del decreto legislativo 267 del 2000 e variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-25. In relazione all'assessore Montisano. Grazie Presidente. Entro il 31 luglio di ciascun anno, mediante delibera del Consiglio Comunale, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. Nel rispetto dei vincoli di destinazione delle entrate, del mantenimento degli equilibri di bilancio e del mantenimento del fondo cassa non negativo, con la delibera di oggi si procede all'assestamento di bilancio e ad apportare le variazioni necessarie per adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione. La variazione di bilancio ammonta a complessivi euro 2.844.215,60 e prevede l'utilizzo di euro 1.879.871,60 di avanzo, fondi PNRR per euro 20.344, un contributo Vegal per euro 750.000, un aumento dei proventi per i servizi del centro estivo per euro 7.000 ed un incremento delle entrate da arretrati IMU per euro 187.000. Qui mi permetto di fare di dire una cosa in più, aprire una parentesi, perché io vorrei fare i complimenti all'ufficio tributi, perché a bilancio di previsione avevamo messo 500.000 euro di recupero arretrati IMU e ne hanno già fatti 400.000, quindi questo ci permette di ben sperare nel recupero di quanto dovuto e non incassato ad oggi per fine anno, e quindi ci permette di incrementare le entrate che dovremmo avere entro fine anno. Quindi io volevo ringraziare i ragazzi dell'ufficio e ora proseguo e mi taccio. Vi sono inoltre manovre compensative che interessano variazioni tra capitoli di spesa. Si adeguano di euro 47.123 quanto stanziato per il pagamento degli interessi passivi su mutui a tasso variabile, di euro 55.877 il costo per il personale dipendente e di euro 10.000 la realizzazione di aree sgambamento cani. Si destinano euro 40.000 per la realizzazione di aree all'aperto attrezzate a palestra. Per la manutenzione degli impianti sportivi si stanziano euro 40.000. Per la fornitura e l'installazione di un nuovo impianto centralino per la telefonia per il municipio e per la polizia locale si stanziano euro 80.000, mentre per il funzionamento del centro elettronico e per l'acquisto di hardware per gli uffici comunali vengono destinati rispettivamente euro 80.000 ed euro 50.000, il tutto nell'ottica del mantenimento, miglioramento ed efficientamento del sistema informatico. Oltre a quanto già evidenziato nella delibera di cui al punto 8 dell'ordine del giorno odierno, nella parte riguardante il piano triennale delle opere pubbliche si stanziano euro 90.000 per la manutenzione straordinaria delle strade. Ammonta ad euro 3.000 l'impegno di spesa per i servizi di allontanamento e disinfestazione di volatili infestanti e ad euro 2.000 il contributo ad associazioni per la tutela degli animali randagi. Grazie. Interventi su questo punto? Prego, capogruppo Miollo. Grazie Assessore. Solo un chiarimento per comprendere se, come abbiamo appreso anche in Commissione, nelle voci di spesa c'è una previsione per l'incremento di una voce di spesa finalizzata alla quinta figura dirigenziale per il settore segreteria. Forse su questo sarebbe bene magari che ci spiegaste un attimino quali sono le esigenze reali di arrivare all'assunzione di una quinta figura a livello dirigenziale. Immagino e presumo per una questione proprio di ordine tecnico, o meglio riformulo. No, rispondo. Si crea l'esigenza per una questione organizzativa, anche perché dobbiamo mantenere il posto a dottor Balossi che ha vinto un concorso da un'altra parte.
un concosto, chiamiamolo tipo una mobilità, ecco, perché da un'altra parte quindi abbiamo bisogno comunque di avere un dirigente finanze, e se lui mantiene il posto allora sposteremo lui sulle materie che adesso sono di competenza della segreteria affari generali, quindi del segretario comunale, e riusciremo a trovare una nuova figura dirigenziale per le finanze, perché siamo anche senza PO dopo che la Ornella Striuli è andata in pensione, quindi abbiamo bisogno di organizzare gli uffici. Comunque è anche vero che il quinto dirigente fino a penso una decina, 15 anni fa c'era, è stato poi accorpato questa cosa, però in realtà il segretario non dovrebbe fare anche le funzioni del dirigente, se non motivi di sostituzione per assenze. Non so Marco, il Grazie. sindaco vuole dire qualcosa? Prego sindaco. Sì, solo a completamento di quanto ha già detto l'assessore. Non è detto che questi soldi si spendano, no, perché è evidente che noi istituiamo la quinta figura o il quinto dirigente proprio per una questione di riorganizzazione, perché dobbiamo conservare il posto naturalmente del dirigente che va in distacco, no? E di conseguenza quel posto o per quel posto non ci saranno delle uscite che saranno evidentemente coperte da chi entrerà, per cui ad oggi però in termini di previsione noi lo dobbiamo fare. Nel momento in cui in pianta organica prevediamo la quinta figura, potenzialmente questa occupazione ci potrebbe essere, di conseguenza va garantita la copertura finanziaria, ma di fatto noi ci troveremo con 4 dirigenti, no? Il dottor Balossi, come diceva l'assessore, ha questo distacco, no? Di comune accordo si è individuata questa strada per le sue necessità e per una questione di organizzazione, temporaneamente verrà messo perché dobbiamo liberare il posto, perché quando ci sono queste procedure il posto va comunque conservato ed è evidente che se dovessimo avere 4 figure dirigenziali non potremmo assumere naturalmente chi deve arrivare e ci troveremo con un posto scoperto, per cui va data la copertura, ma io credo che alla fine, salvo un breve periodo di coesistenza per il passaggio delle consegne, no? Di coesistenza proprio per i motivi, credo che non ci sarà una maggiore spesa o di poca cosa sostanzialmente. Grazie per la chiarezza. Se non ci sono altri interventi passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente, a riguardo del punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, noi esprimiamo voto di astensione. Prego, capogruppo Miollo. Astensione. Benissimo. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Astenuti? Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Astenuti? Approvata. Punto 11. Proposta per l'affidamento in concessione con procedura aperta mediante finanza di progetto del servizio di gestione integrata degli impianti termici e delle opere di efficientamento energetico presso le strutture comunali. Relazione all'assessore Berardo. Grazie Presidente. Allora, tra le procedure ad evidenza pubblica ammesse e per gli affidamenti dei servizi di rilevanza pubblica rientra la concessione di servizi con la componente lavori denominata finanza di progetto, ovvero il finanziamento tramite terzi, così come disciplinato dall'articolo 183 del Codice degli Appalti Pubblici e rientra tra i contratti di partenariato pubblico-privato. I ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal canone riconosciuto all'ente concedente o da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico. Il trasferimento del rischio in capo all'operatore economico comporta l'allocazione a quest'ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche il rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l'esterno, del rischio di domanda di servizi resi, per il periodo di gestione dell'opera come definiti rispettivamente all'articolo 3, comma 1, lettera A, B e C. Il contenuto del contratto è definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore economico per eseguire il lavoro e fornire il servizio dipenda dall'effettiva fornitura del servizio o utilizzabilità dell'opera o dal volume dei servizi erogati in corrispondenza della domanda e in ogni caso dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati purché la valutazione avvenga ex ante. Con il contratto di partenariato pubblico-privato sono altresì disciplinati anche i rischi incidenti sui corrispettivi, derivanti dai fatti non imputabili all'operatore economico, comma 3.
In data 31/1/2023, protocollo numero 3274, l'ente ha ricevuto la proposta presentata dalla ditta Siram SPA, gruppo Veolia, relativa alla finanza di progetto per la concessione del servizio di gestione e manutenzione energia termica con interventi di efficientamento energetico degli immobili comunali nelle modalità prima illustrate ai sensi degli articoli 180 e 183, comma 15 del decreto legislativo 50 del 2016 e successive modifiche e integrazioni. Come previsto dall'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo numero 201 del 2022, il responsabile unico del procedimento, Ingegner Vania Paretto, dirigente del settore tecnico, ha elaborato una relazione con la quale sono state valutate le diverse forme di affidamento del servizio in parola. La sussistenza dei requisiti, la convenienza e congruità nel procedere all'affidamento della concessione del servizio di gestione e la manutenzione di energia termica con interventi di efficientamento energetico degli immobili di pertinenza comunale. Dal piano economico-finanziario legato alla proposta si evince che l'importo degli investimenti proposto è pari a 3.265.667.000 euro, oltre l'IVA. Lavori di efficientamento energetico di cui al calcolo sommario della spesa, comprese le spese tecniche da sostenere e oneri per la sicurezza per la realizzazione delle opere. La durata della concessione è prevista in anni 15. Per la remunerazione del contratto si prevede un versamento da parte dell'ente di un canone annuale stimato in 695.000 euro oltre IVA, l'importo che verrà attualizzato nel corso della durata della concessione, corrispondente a un totale di 10.425.000 oltre l'IVA nei 15 anni di durata. La remunerazione economica è comprensiva della fornitura di combustibili, dei lavori di efficientamento, gestione e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, calcolato sulla base di costi medio sostenuti nella stagione energetica 2021-2022 per la fornitura di combustibili, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. Quanto depositato dagli atti costituisce la base per l'avvio della procedura di gara ad evidenza pubblica, alla quale parteciperà il soggetto proponente e ogni altro soggetto in possesso dei requisiti previsti di tale servizio. La competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42,2 lettera E, lettera I, del decreto legislativo numero 27 del 2000, valutata la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 14 del comma 3 del decreto legislativo numero 201 del 22, a firma dell'ingegner Vania Paretto, dirigente del settore tecnico e responsabile unica del procedimento, chiede di deliberare di approvare i suoi contenuti e prendere atto dell'individuazione del soggetto proponente. Per cui si chiede a questo Consiglio di approvare per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente richiamate l'allegata relazione redatta ai sensi dell'articolo 14,3 del decreto legislativo numero 201 del 22 a firma dell'ingegner Vania Paretto, dirigente del settore tecnico e responsabile unico del procedimento, avente ad oggetto relazione sull'affidamento del servizio di gestione e manutenzione energia termica con interventi di efficientamento energetico degli immobili di pertinenza comunale, relazione ai sensi dell'articolo 14,3 del decreto legislativo numero 201 del 2022, dalla quale emerge la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la forma dell'affidamento prescelto e per l'economicità della gestione del servizio in argomento, disponendo l'attivazione di un partenariato pubblico-privato attraverso la concessione del servizio mediante finanza di progetto, ravvisando le specifiche ragioni connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico per l'affidamento in parola. 2. Di approvare il progetto di fattibilità, di cui la proposta pervenuta in data 31/1/2023 con protocollo numero 3724, relativa alla finanza di progetto per la concessione del servizio, gestione e manutenzione energia termica con interventi di efficientamento energetico degli immobili di pertinenza comunali, presentata dalla società Siram SPA, la quale si intende qui nominata quale promotore nell'ambito della procedura di evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 183,15 del decreto legislativo numero 50 del 2016. Di dare atto che il sopracitato progetto sarà posto a base gara, alla quale parteciperà anche il promotore. 4. Di dare atto che l'avvio della procedura è subordinato all'esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti richiesti in capo al soggetto proponente, ai sensi dell'articolo 183,17 del decreto legislativo numero 50 del 2016. 5. Di dare atto che l'affidamento dovrà svolgersi con procedura aperta ad evidenza pubblica. 6. Di dare atto che il rapporto concessorio verrà disciplinato con i seguenti contenuti essenziali: durata massima delle concessioni anni 15, canone annuo massimo, fatta salva l'attualizzazione dello stesso nel corso del project financing,
di 695.000 euro oltre IVA, con corresponsione di rate mensili. Trasferimento al concessionario di rischi di progettazione, di costruzione ed operativi. Di ogni onere di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario per tutta la durata della concessione, ante e post interventi di efficientamento, con gli obblighi di custodia e mantenimento dell'impianto in capo allo stesso. Assunzione da parte del concessionario di tutte le spese di fornitura di combustibili. Completa gestione amministrativa del servizio in capo al concessionario medesimo. Adeguati indicatori di performance. Grazie, si prega di deliberare. Ci sono interventi su questo punto? Prego, capogruppo Miollo. Grazie Presidente. No, è chiaro che sono numeri che fanno un po' impressione, no? Nel senso che qui noi andiamo a vincolarci per 15 anni con un canone annuo di spesa di quasi 700.000 euro circa. 700.000 euro circa che immagino non l'abbiamo proprio approfondito bene in Commissione, o forse io non ho capito bene in Commissione, ma credo che sia il caso in questa sede di ribadirlo al concetto eventualmente. Credo che corrisponda ad un importo che equivalga o sia comunque equiparabile a quella che è la spesa corrente rispetto alle spese di esercizio di tutti i manufatti interessati. E considerando ovviamente anche che c'è un investimento in infrastrutture per efficientare tutto questo. Ma al di là di questo io chiedevo un chiarimento su due aspetti. Uno, se sul centro Bafile è compreso anche il teatro, immagino di sì, cioè se nell'efficientamento diciamo, del centro Bafile si è considerato anche quello che per impegno un po' di tutti, sappiamo che presto o tardi, insomma ci auguriamo e sappiamo che state lavorando su questo, più presto che tardi avremo finalmente con buona pace di tutti anche il teatro, quindi sapere se anche quel tipo di spesa era contemplata. E l'altro aspetto era invece un aspetto un po' più tecnico che non ho compreso, mi sfugge, ma se la Don Moschetta non poteva rientrare o per quali ragioni la Don Moschetta non possa rientrare all'interno diciamo, dell'elenco di questi manufatti che saranno oggetto di efficientamento, posto che abbiamo capito comunque che anche sulla Don Moschetta ci sono interrogativi, ma questa è un'altra questione. Grazie. Allora, consigliere Miollo, per quanto riguarda la Bafile, al momento non siamo in grado di considerare quanto sarà il costo energetico, nel senso che il progetto non è ancora stato contemplato e quindi non avremo ancora una programmazione di costi. Sarà naturalmente, una volta completato il progetto, riconsiderare anche questo aspetto. Per quanto invece riguarda il fatto della Don Moschetta, la Don Moschetta è stata ceduta, sia il fabbricato che la pertinenza, il 27/2019, tra le parti il Comune presso il notaio Vianello, quindi il Comune di Causa e Casa di Riposo Don Moschetta, vado per sintesi. Il Comune di Caule, come sopra rappresentato, dichiara di conferire, come conferisce a titolo di apporto nell'azienda speciale del Comune di Caule, Casa di Riposo Don Moschetta, che come sopra rappresentata accetta quale patrimonio di proprietà della stessa il fabbricato con scoperto di pertinenza ad uso Casa di Riposo, denominata Casa di Riposo Don Moschetta. Comune di Caule, Viale Bonarotto, così censito al foglio, quindi è stata ceduta. Grazie. Prego, prego, Sindaco. Sì, velocemente, perché effettivamente le riflessioni fatte dal capogruppo Miollo, però ecco, noi non possiamo, siccome il progetto tiene conto naturalmente dei consumi attuali, per cui viene presentato da un'azienda che conosce e poi sul quale insomma, sostanzialmente si fa il bando ed è aperto a tutti quelli che vi possono partecipare, tiene conto degli elementi certi, ecco perché allora, il progetto della Bafile diciamo che credo che in tempi abbastanza veloci, tanto per anticipare un tema, io credo che potremmo, voglio dire, prenderlo in considerazione in maniera seria perché di fatto uno studio di fattibilità c'è e lo stiamo valutando nel completamento, per cui dovremo capire poi la procedura da adottare. Non lo potevamo naturalmente
oggi tenere in considerazione, perché non se ne conoscono i consumi, l'uso che viene fatto, perché il progetto tiene conto anche di questi elementi, degli investimenti da fare, ma anche evidentemente dei consumi. Invece sulla domoschetta, ecco, io credo che veramente la domoschetta meriti un approfondimento importante, perché c'è un tema evidentemente che è quello del progetto di ampliamento piuttosto che della nuova sede, che va affrontato, e anche ormai, io credo di averlo detto anche in questo Consiglio Comunale, però insomma siamo arrivati al dunque e questa cosa va decisa, tenendo conto che avremo bisogno anche di un confronto, perché è una scelta importante per la città, anche alla luce del fatto che noi molto spesso vediamo quella struttura come una nostra struttura, ma sappiamo benissimo che l'accesso a quella struttura oggi è regolamentato da una graduatoria della quale noi non possiamo disporre. È evidente che l'investimento avrebbe pertanto un senso se noi avessimo un centro diurno, dei servizi complementari sui quali naturalmente avere voce in capitolo, a differenza della graduatoria, che oggi potrebbe per assurdo vedere gli ospiti completamente da fuori Caore, perché come dicevo prima la graduatoria non è per la gente di Caore, ma è gestita dall'ASL. Altri interventi? Nessuno? Possiamo passare alla dichiarazione di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, noi voto di astensione. Prego, capogruppo Miollo. Anche noi ci asteniamo. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Astenuti? Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Astenuti? Approvata. Punto 12. Programma di cooperazione Interreg Italia-Slovenia 2021-2027. Progetto strategico Adrian Sickler Tour. Approvazione convenzione per l'attuazione dell'intervento di ristrutturazione del ponte ciclabile del Maranghetto. Relazione all'assessore Berardo. Grazie Presidente. Il programma Interreg Italia-Slovenia, programmazione 2021-2027, promuove nell'ottica di una effettiva cooperazione territoriale europea anche operazioni di rilevanza strategica, già predefinita sulla base di un approccio top-down. Vegal, in tale contesto, si è candidata come project partner con l'iniziativa denominata Adrian Sickler Tour, investiti euro 4.375.000, con riguardo all'intervento di ristrutturazione del ponte ciclabile del Maranghetto. I progetti strategici da iniziare dall'1/9/2022 vanno terminati entro il 31/8/2025. Il referente principale del progetto, leader partner, è la Regione Friuli-Venezia Giulia, Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, mentre Vegal è beneficiario economico in quota parte. L'obiettivo principale del progetto è quello di contribuire a definire itinerari ciclistici lungo la costa del mare Adriatico per l'Italia, la regione Friuli-Venezia Giulia e la regione Veneto, e la Slovenia lungo la rete costiera. Lo specifico intervento intende riqualificare un manufatto di attraversamento fluviale limitrofo alla strada provinciale 42 Iesolana, che si trova a cavallo dei comuni di Caore e di Concordia Sagittaria. Il ponte ora dismesso e non in esercizio. Il recupero del ponte consente infatti di dare continuità ad esistenti percorsi ciclabili, assicura sicurezza ai ciclisti e completa una rete di piste e percorsi in evoluzione e completamento. La convenzione da stipulare ovviamente tra i due comuni di Caore e Concordia, la città metropolitana di Venezia, proprietaria del manufatto, e Vegal, beneficiario del finanziamento, consente alle parti di attivarsi con ruoli e compiti specifici. I comuni infatti seguiranno la parte realizzativa, nomina del RUP, stesura del progetto, esecuzione dei lavori, anticipazione delle relative spese in via temporanea con i propri fondi. La città metropolitana di Venezia seguirà la fase di gara con anche la messa a disposizione di un proprio bene per consentire i lavori di ristrutturazione. Vegal trasferirà poi le risorse economiche ottenute destinate per i lavori, euro 750.000, a seguito della conclusione del progetto e conseguente prevista rendicontazione economica finale. L'intervento di riqualificazione del ponte Maranghetto, concluso il recupero funzionale, consente il transito di ciclisti su un sedime totalmente separato dalla viabilità ordinaria strada provinciale 42. Garantisce connessione diretta tra i percorsi ciclabili già realizzati tra i due comuni. La separazione tra veicoli e ciclisti assicura la massima sicurezza possibile, anche se tracciati diversi. Completa rete di percorsi ciclabili lungo l'itinerario Gira Lemine.
Con tali risorse, premesso che il manufatto verrà restituito alla città metropolitana di Venezia, il territorio intero fruirà di ulteriori fattori ed elementi infrastrutturali a favore della mobilità lenta, della visitazione dell'entroterra e dello sviluppo turistico con azione coordinata, trasporto logistico con bici, bus, barca, che nel futuro diventeranno sempre più rilevanti. Grazie, si chiede di deliberare. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente, riguardo il punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, anche noi voto favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Voto favorevole. Passiamo alle votazioni. Voti favorevoli. Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli. Approvata all'unanimità. Punto 13. Attività di vigilanza e controllo sull'azienda speciale Don Moschetta, approvazione bilancio di esercizio 2022. Relazione all'assessore Doretto. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Il risultato positivo di bilancio del 2022 è pari a euro 12.727. I settori analizzati sono stati la gestione del centro servizi residenziale Don Moschetta, la gestione del servizio di assistenza domiciliare, denominato SAD, la gestione delle mense esterne, la gestione del mercato ittico, la gestione del servizio di manutenzione del verde pubblico, la gestione dei servizi dei parcheggi a pagamento non custoditi nel territorio di Caorle, la gestione degli incassi in contatto dei parcheggi baffile e tropici e assistenza agli impianti di regolazione della sosta di detti parcheggi e la gestione del campeggio comunale. I risultati della gestione dei differenti settori continuano ad evidenziare la presenza di servizi con risultato positivo, quali il servizio di assistenza domiciliare, il SAD, pari a euro 147.783,45, il campeggio comunale pari a euro 432.610,29 e i parcheggi 208.904,70 e ci sono dei settori che evidenziano comunque dei risultati negativi, quali l'RSA che è a 84.337,18, le mense per un importo pari a 81.379,29, il mercato ittico per euro 15.910,81 e il verde per 18.435,91. Da evidenziare anche altri importi che hanno pesato in maniera rilevante nel bilancio 2022. Allora, per quanto riguarda l'aumento delle utenze per un importo pari a 163.738 e l'adeguamento del contratto nazionale. Questi costi sono pari a 214.864 e si riferiscono per euro 77.004 agli incrementi di competenza dell'anno 2022 e 137.853 per le annualità del 2019 e del 2021, perché ad oggi non c'era stato nessun accantonamento. Da rilevare anche un errore che risale al 2017 per una non corretta interpretazione dei resoconti per quanto riguarda i rate, ferie e permessi dei dipendenti, e qua abbiamo un costo pari a 58.510. Visti gli articoli 42 e seguenti dello Statuto dell'Azienda Speciale Don Moschetta, nei quali vengono disciplinate le modalità circa la vigilanza, il controllo e la verifica sull'attività dell'azienda stessa da parte dell'amministrazione comunale, preso atto che in data 11 maggio 2023 è stata acquisita al protocollo del Comune il bilancio di esercizio 2022, correlato da parere espresso dall'organo di revisore, dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione consiliare in data 27 giugno 2023, visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, si chiede a questo Consiglio di deliberare l'allegato del bilancio di esercizio 2022. Ci sono interventi su questo punto? Nessuno? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente e votiamo favorevolmente. Prego, capogruppo Marchesan.
Grazie Presidente, noi esprimiamo voto contrario. Prego, capogruppo Miollo. Voto contrario. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Contrari? Approvata. Punto 14. Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, modifiche ed integrazioni. Relazione all'assessore Munerotto. Grazie Presidente, buonasera a tutti i consiglieri. Non darò lettura della delibera che sostanzialmente è un richiamo alle norme di legge e l'approvazione delle modifiche al regolamento. Andrò invece ad approfondire un po' quali sono queste modifiche, perché il regolamento ha avuto delle profonde sistemazioni. Con la legge 160 del 2019, legge bilancio 2020, è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria, che è andato a sostituire per causa il canone di occupazione del suolo pubblico e il canone dell'imposta di pubblicità. Questo ha dovuto per l'amministrazione del 2021 prevedere un nuovo regolamento che è andato a sostituire i precedenti. In questa poi in fase applicativa si sono rilevate alcune necessità da parte degli uffici di alcuni adeguamenti dal punto di vista procedurale, quindi delle modifiche tecniche. A queste l'amministrazione ha accompagnato alcuni obiettivi e ha visto con gli uffici impegnato l'amministrazione ad adeguare questo regolamento dal punto di vista tecnico, ma anche fissare degli obiettivi dal punto di vista politico. Questi obiettivi sono sostanzialmente quello della semplificazione, per dare dei tempi certi al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico, attraverso degli istituti che sono le conferenze di servizi asincrona e sincrona, in maniera tale da avere dei tempi certi per il rilascio delle concessioni, sia dal punto di vista per l'ufficio, ma soprattutto dal punto di vista dell'impresa. Sono state poi semplificate le attività del subentro all'articolo 16, quindi con una semplificazione anche in questo senso, e il rinnovo e la proroga con delle procedure più snelle a favore dell'impresa e anche per quanto riguarda non sovraccaricare gli uffici di incombenze non necessarie. Dal punto di vista poi sostanziale, la modifica principale che ha un valore politico è la previsione di una mappatura e di un piano di massima occupabilità per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico. È stato dato un incarico alla nostra concessionaria Abaco di fare la mappatura di tutte le concessioni edilizie e le concessioni di occupazione del suolo pubblico per quanto riguarda i due assi commerciali principali, quindi il centro storico e Viale Santa Margherita. Questo ci permetterà di avere una fotografia completa di queste occupazioni e fare poi in concertazione con le categorie una ricognizione e una rivisitazione dell'occupazione in un senso di ordine e decoro per quanto riguarda quelli che sono i nostri assi viari e commerciali. Poi dal punto di vista sempre del decoro urbano è stato, oltre diciamo, al nostro piano tendensegni, è stato anche rivisto un'ulteriore attenzione per quanto riguarda il decoro delle occupazioni che vengono messe all'esterno, in particolar modo le fioriere, insomma, che per esempio che non ci siano dei fiori appassiti. Poi c'è un aspetto legato al controllo e alla lotta all'abusivismo, dove sono stati forniti degli strumenti efficaci agli uffici per combattere questo tipo di situazioni. Se ci sono qualche domanda sono qua a disposizione. Ci sono interventi su questo punto? Prego, capogruppo Miollo. Grazie Assessore. Sì, no, per approfondire un aspetto, se è possibile, si è detto che quindi si andrà a redigere questo nuovo piano in due tempi, quindi c'è un primo aspetto che è un aspetto ricognitivo e poi ci sarà un aspetto più legato al controllo. E si è detto anche che ci sarà una particolare attenzione sull'aspetto, diciamo, del decoro urbano. Se da un lato quindi lo sforzo mira come dire, a semplificare, non vorrei che quest'ultimo aspetto poi diventasse come dire, un freno. E allora mi chiedo se sia possibile in fase di redazione del piano, ovviamente che ci sia la discrezionalità da parte dell'amministrazione per valutare le casistiche che possono impattare in maniera particolare, no? Nell'occupazione del suolo pubblico. Però se fosse possibile anche individuare un abaco di elementi
standard, in maniera tale da agevolare chi vuole, come dire, essere sicuro di avere poi una risposta in tempi celeri, perché da un lato stiamo accelerando e va benissimo, no? Quindi dandosi addirittura 15 giorni di tempo come orizzonte temporale. Dall'altro, se però dopo rimandiamo ad una discrezionalità su ogni scelta, credo che questo penalizzi la tempistica. Allora chiedo se è possibile magari anche immaginare in fase di redazione del piano, che ne so, l'individuazione di un abaco di elementi base che possano andare bene all'amministrazione, in maniera tale che l'utente, se vuole essere snello e non vuole fare cose particolarmente, diciamo, strane o fuori dal comune, può attingere a quelle informazioni e sa che è tranquillo che quelle cose sono già in qualche modo, come dire, state valutate. Grazie. Prego, Assessore Monerotto. Consigliere Miolo, il nostro obiettivo è proprio quello: col piano di massima coprabilità cercheremo di adottare degli strumenti per ridurre quello che è in questo momento una discrezionalità nel rilascio della concessione dell'occupazione del suolo pubblico. E che poi ci sono due aspetti da considerare: uno è il regolamento per il canone unico, quindi per l'occupazione del suolo pubblico, e un aspetto invece legato al regolamento tende-insegne, che un po' si incrociano per quanto riguarda poi il rilascio di eventuali titoli edilizi per particolari strutture, poniamo i DEOS per esempio. Ecco. È chiaro che una volta delimitato quelli che sono gli aspetti legati all'occupazione dello spazio pubblico, e questo è il piano di massima occupabilità, va poi il secondo passaggio, quello che dice lei, che andrà anche messo mano o rivisto quello che è il piano tende-insegne, in maniera tale da dare degli strumenti sia all'amministrazione ma anche all'impresa che vuole fare la propria attività, di avere indicazioni chiare su quello che è possibile o non è possibile fare. Questo è il nostro obiettivo. Sarà un lavoro molto oneroso, perché ci sarà da condividere molto con le categorie imprenditoriali. Io spero che ci siano anche gli apporti della minoranza, perché sarà in un certo senso una situazione che andrà a determinare per il futuro del nostro commercio sulle aree pubbliche degli aspetti molto importanti che andranno regolati e ponderati molto bene. Ci sono altri interventi su questo punto? Nessuno? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente, votiamo favorevolmente. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, noi voto di astensione. Prego, capogruppo Miollo. Anche noi voto di astensione. Prego, Sindaco. Sì, solo una breve integrazione, perché ecco, come ha detto l'assessore, credo che sarà importante anche l'apporto della minoranza, lo è sempre, non solo in questo caso, lo è sempre, nella parte in cui io credo che dovremo fare delle scelte non facili, e anche distinguendo le attività, come ha detto l'assessore, già individuando con la mappatura quello che è occupato, ma dando un'indicazione più precisa sulla massima occupabilità, è evidente che si riduce la discrezionalità. Si riduce la discrezionalità nella parte in cui, se in un contesto quello è il massimo sviluppo che può avere l'occupazione, potrebbe anche addirittura non averne, perché non dimentichiamoci che molto spesso si danno per acquisiti certi diritti anche se non è così. Penso ad alcune situazioni proprio nel centro storico in cui è evidente che se do l'occupazione pari a quello che ho di fronte, in qualche caso non si passa più. Allora dico, avremo bisogno di scelte forti e del contributo di tutti, perché poi le categorie nel nostro caso sono due, forse tre, e cioè quali? I pubblici esercizi e il commercio, che si divide in due parti: il commercio di articoli di regalo, no? E il commercio dai vestiti alle scarpe e quant'altro. Allora, pensare a puntare ad un commercio di qualità vuol dire anche pensare, lo anticipo, di ridurre l'occupazione di certe attività commerciali. Io penso, certo, il nostro centro storico non è Piazza San Marco,
però in piazza San Marco a Venezia, che è, voglio dire, la parte più pregiata, come del resto lo è il nostro centro storico, non è così omogeneo, evidentemente un po' più complicato. Noi troviamo l'occupazione dei pubblici esercizi, ma non troviamo l'occupazione delle attività commerciali e di certi articoli, perché potenzialmente noi potremmo trovarci, siccome l'occupazione è quasi scontata, se uno domani mattina dovesse vendere pneumatici in centro storico, li potrebbe anche esporre in questo tipo di situazione. Allora sarà importante la condivisione anche con le categorie, facendo però loro capire qual è l'obiettivo e la finalità di questo piano, ed è quello di migliorare naturalmente un certo tipo di commercio, di migliorarlo, non vessando, non chiudendo le porte in faccia ad alcuno, magari con dei tempi di adeguamento. Ci saranno anche dei sacrifici da fare, perché è evidente che ci saranno dei sacrifici da fare. Più uniti siamo e più crediamo nell'obiettivo che poi è quello del bene comune, cioè migliorare l'offerta turistica della nostra città, più forti saremo. Ecco. Per cui capisco le perplessità, no, manifestate. Ecco, però volevo integrare con questo passaggio per dire che questa sarà veramente una sfida importante. Ha detto bene anche l'assessore, con l'integrazione per quel che riguarda gli espositori, piuttosto che l'arredo di alcune attività. Oggi pensare che ad esempio il vetro è vietato in alcune attività e quando queste mi possono tirare giù la tenda, io dico perché no il vetro domani mattina, che è molto più bello ed elegante. Ecco, tutto questo sarà frutto di un intreccio, no, tra piano, tende, insegne, piuttosto che con un piano sull'occupazione del suolo pubblico che deve tener conto veramente, cioè qua l'obiettivo è quello del bene comune, non di penalizzare un'attività piuttosto che un'altra, è quella di dare qualità ad un centro storico che oggi sinceramente in parte, diciamo così, dico in parte manca. Ecco, ci tenevo ad integrare questo aspetto. Passiamo alla votazione, voti favorevoli, astenuti? Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Astenuti? Approvata. Punto 15. Modifica regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate ai mercati. In relazione all'assessore Munerotto. Grazie Presidente. Con questo regolamento è una piccola modifica che viene fatta all'articolo 6 sul regolamento dell'applicazione del canone di concessione e occupazione delle aree pubbliche destinate ai mercati, dove si va incontro a quelli che sono i titolari di posteggi stagionali per avvicinare la prima data di pagamento rateale alla data di inizio attività, in maniera tale di venire incontro a queste attività dal punto di vista, diciamo, dell'inizio attività e del pagamento, quello che è il canone. Quindi si va a modificare questo articolo 6 modificando per le scadenze trimestrali i versamenti, avvicinandoli a quelli che sono l'inizio attività verso la stagione. Interventi su questo punto? Nessuno? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego Capogruppo Zia. Grazie Presidente, votiamo favorevolmente. Prego Capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, anche noi voto favorevole. Prego Capogruppo Miollo. Voto favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Approvata all'unanimità. Punto 16. Mozione presentata dal gruppo consigliare Lega Salvini Forza Caorle ad oggetto contrasto alla direttiva dell'Unione Europea di obbligo alla prestazione energetica entro il 2030 per tutti gli immobili residenziali. Relaziona il capogruppo Zia. Grazie Presidente, vado un po' per sintesi. Allora, il nostro Paese si compone di un'intricata rete di borghi, piccoli comuni, frazioni arricchiti da immobili storici. Molti di questi sono abitazioni principali. Il patrimonio edilizio italiano si compone di oltre 57 milioni di unità immobiliari, di cui 20 milioni circa sono abitazioni principali. La maggior parte degli immobili italiani ha una classe energetica di riferimento tra G ed F. L'Italia ha visto crescere il proprio tessuto urbano tra gli anni 60 e gli anni 80 del secolo scorso. Molte costruzioni sono quindi
precedenti alle normative sul risparmio energetico. Considerato che la burocrazia europea torna nuovamente a colpire il tessuto economico e patrimoniale italiano, e questa volta lo fa sotto la bandiera della transizione ecologica, che intende fissare l'obbligo per tutti gli immobili residenziali di raggiungere una determinata classe energetica entro il 2030, prevede che entro il 1 gennaio 2030 tutti gli immobili residenziali dovranno raggiungere almeno classe energetica E. Successivamente, dopo altri 3 anni, nel 2033, dovranno arrivare alla classe D ed essere ad emissione zero nel periodo compreso tra il 2040 e il 2050. Si è venuto così a delineare nel tempo un quadro edilizio molto particolare di cui le istituzioni europee non possono non tener conto. L'Italia ha alle sue spalle una lunga storia edilizia che non può essere di colpo adeguata a standard moderni imposti dalle pressanti richieste di ambientalismo ideologico. Il tipo di ambientalismo e di lotta alle emissioni sostenuta dall'Europa non trova alcun riscontro con la realtà e le esigenze dei cittadini. L'approvazione di una simile direttiva avrebbe solo effetto di svalutare il patrimonio edilizio italiano, impoverendo i nostri cittadini e colpendo duramente i risparmi delle nostre famiglie. Quindi, alla luce di tutto ciò, vorrei riferire che, sentiti i consiglieri di maggioranza, abbiamo deciso di appoggiare la mozione presentata dal capogruppo Miolo e dal consigliere Baso e aggiungere una dichiarazione di voto. Quindi ci lasci puntualizzare alcune nostre convinzioni, in quanto non possiamo venir meno al risparmio energetico, a nuove tecnologie costruttive e tecniche di isolamento termico all'avanguardia, a una forma quindi di transizione ecologica, purché questa venga gestita in senso ragionevole, singolarmente e internamente da Stato a Stato, vista pure la conformazione del nostro territorio, del nostro patrimonio edilizio, spesso costituito da immobili storici, città d'arte e borghi antichi. La nostra speranza quindi si ripone nel governo centrale perché si attivi con varie forme di aiuto, di incentivi fiscali, di bonus vari per privati ed aziende, perché tutto questo non deve gravare su famiglie ed imprese spesso già in difficoltà. Grazie. Sono interventi su questo punto? Prego, capogruppo Miollo. Sì, volevamo ringraziare il capogruppo Zia e tutta la maggioranza che bene ha compreso quella che era il senso della nostra mozione e quindi insomma molto bene, grazie. Possiamo passare alla votazione di questa mozione? Voti favorevoli? Unanimità. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, che è sempre una mozione presentata dal gruppo consigliare Lega Salvini Forza Caorle, avente ad oggetto adesione alla piattaforma unica nazionale informatica delle targhe associate al CUDE. Anche in questo caso do una lettura riassuntiva di questa mozione, che inizia con una serie di premesse, tra cui che il fatto che con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile il 5 luglio del 2021 è stata istituita una banca dati unica con la finalità di semplificare la mobilità delle persone con disabilità su tutto il territorio italiano, appunto il CUDE, che consente al cittadino titolare di contrassegno rilasciato da un comune aderente di spostarsi con l'automobile in un altro comune italiano e anche nell'Unione Europea. Premesso ulteriormente che la piattaforma è attiva in via sperimentale da metà del 2022, ma affinché il servizio funzioni è altresì necessario che i comuni si registrino e aderiscano alla sperimentazione, risulta da comunicazioni dell'ANCI che ad oggi, o quantomeno alla presentazione della mozione, i comuni italiani aderenti erano 26. E si chiede quindi l'ANCI chiede quindi di poter incentivare l'utilizzo del CUDE
e il 24 febbraio scorso sempre il vicepresidente del Consiglio appunto ha inviato una lettera all'ANCI chiedendogli di farsi promotore presso i comuni di aderire a questa piattaforma unica nazionale per l'associazione delle targhe, e questo con lo scopo evidente di garantire a tutte le persone con disabilità di poter circolare più agevolmente su tutto il territorio. Come è stato visto insomma, nelle commissioni che si sono svolte prima del Consiglio Comunale, la Polizia Locale di Caorle, con nota del 22 giugno 2023, aveva comunicato che non solo ha già fatto richiesta di aderire a questo sistema informatico al CUDE, ma già dal 24 febbraio 2022 con una deliberazione di giunta comunale, la numero 26 del 2002, il Comune di Caorle aveva scelto di aderire al circuito ZTL Network promosso dalla Regione Veneto. Iniziativa anche questa finalizzata a permettere ai cittadini disabili muniti di pass blu di accedere alle zone a traffico limitato, nelle quali era previsto un controllo con varchi elettronici. Per le amministrazioni comunali come quella di Caorle che non hanno i varchi elettronici, l'unico onere era quello di inserire, con un apposito applicativo realizzato sempre dalla Regione Veneto, di inserire queste targhe che venivano comunicate da parte dei possessori di questi contrassegni. Però già in data 28 febbraio 2022 il comandante del corpo di polizia locale ha sottoscritto quindi sempre nell'ambito di questo circuito ZTL Network un accordo di adesione con la Regione Veneto proprio per la gestione coordinata di questo servizio tramite l'applicazione ViviPass, che è la soluzione proposta dalla Regione Veneto, che consente appunto successivamente anche di interfacciarsi con la piattaforma nazionale CUDE. Nel momento, è stato evidenziato in questa nota, che nel momento in cui il Comune di Caorle ha aderito al circuito ZTL Network, la piattaforma operativa CUDE non era ancora operativa. Successivamente però il Comune di Caorle ha aderito, ha fatto richiesta di accedere direttamente anche alla piattaforma CUDE e proprio chiedendo l'attivazione praticamente di questo servizio, e in questo momento si è in attesa semplicemente che questi servizi Ancitel concedano le abilitazioni. Alla data del 22 il Comune non era ancora stato abilitato, ma diciamo dovrebbe essere in via di rapida risoluzione questa questione. Dopodiché si procede immediatamente ad un rapido addestramento del personale che provvede al materiale inserimento dei dati e a pubblicizzare adeguatamente alla cittadinanza le modalità per poter usufruire di questo servizio. Quindi sulla scorta di questa nota che era stata presentata dalla Polizia Locale di Caorle, per quel che riguarda la delibera, per quel che riguarda questa mozione che era stata presentata come impegno di aderire tempestivamente, si chiede ovviamente la modifica di questa parte, nel senso che il Comune, questa amministrazione si impegna a proseguire nel percorso che è già stato iniziato con l'adesione al CUDE fino al completamento di questo procedimento, e comunque in ogni caso ci si impegna a dare sempre adeguata notizia dell'avvenuta adesione alla piattaforma come richiesto in questa mozione. Se ci sono interventi su questo punto, prego. Che va bene, nel senso anche in questo caso complimenti e ringraziamo per aver colto subito la questione sotto. Sì, quindi deliberiamo la modifica così come votiamo la mozione così come modificata. Così come modificata e come ha appena spiegato la Presidente. Voti favorevoli? Approvata all'unanimità. Questo era l'ultimo punto, ringrazio tutti e vi auguro una buona serata.